1000 persone in 96 ore. È super lavoro per i sanitari dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove il caldo tanto atteso ha fatto aumentare gli accessi di pazienti a pronto soccorso. Lo sbalzo termico ha messo in crisi anziani e bambini soprattutto, con oltre il 70% dei pazienti colpiti da malattie dell'apparato respiratorio, faringiti, tracheiti, bronchiti, polmoniti e infezioni respiratorie di varia natura. Una volta c'era un passaggio naturale dall'estate all'inverno e poi dall'inverno all'estate con la primavera. Adesso invece assistiamo proprio a dei veri e propri sconvolgimenti climatici che portano a grossi sbalzi termici nell'arco della stessa giornata. Ecco, il caldo che è arrivato ha portato però con sé una buona dose di malattie dell'apparato respiratorio. Certo che sì, perché l'apparato respiratorio di fatto è in prima linea contro l'esterno, verso l'esterno. Il nostro apparato respiratorio dispone di meccanismi di difesa che noi però spesso misconosciamo, non mettiamo in funzione, e cioè i meccanismi di difesa del naso, per esempio, l'importanza di usare il naso invece che la bocca quando noi ventiliamo, cioè tiriamo dentro l'aria. Importante per riscaldare l'aria respirando dal naso, dove i peli mettono in campo la prima e naturale azione di filtro. Aumento dell'età media, corpi più fragili, soggetti allergici e intolleranti. Diverse le cause, ma certamente il rischio di contrarre infezioni da virus in occasione di stress termici simili a quelli di questo periodo è alto. Importante anche creare un ambiente adatto. Fondamentale quindi l'operazione di pulizia dei condizionatori e il primo uso stagionale. All'interno dei filtri sono chiaramente indovate particelle, anche germi, anche sostanze tossiche e la ripresa del funzionamento di questi strumenti, di queste pompe, crea un grosso movimento di pulviscolo nell'aria ed è quella che noi poi andiamo a respirare. Questo all'interno chiaramente. Insomma, periodo di super lavoro per voi. Sicuramente per i pronti soccorsi, che sono la barriera e quella che proprio si propone subito per le persone che hanno dei problemi tipo respiratorio, e dopo di conseguenza anche noi pneumologi che vediamo sia un aumento dei ricoveri, ma anche direttamente inviati dai medici di assistenza primaria per tossi, bronchiti, riniti a lenta evoluzione o verso già fasi evolventi verso fasi di cronicizzazione.